Dottore. Dottore! Io vengo per il dente. Vabbè, mi dica il questionario. Quale questionario? L'ha fatto il questionario? No. E vado a fare il questionario, va. dicono prima. La sanità pubblica mi sta distruggendo, mi sta ammazzando. Mi scusi, ma lo poteva dire prima che dovevo fare il questionario? Il questionario? Il questionario? Che c'è il questionario? Ora vado al dottore se lo fa riempire da lui. Anzi, ci dice Pasquale che il questionario si deve riempire lei, che non ha niente da fare dalla mattina alla sera. Ah, ci devo dire così? Sì, dice Pasquale. A me sta sanità pubblica mi sta ammazzando. Dottore, qui c'è il questionario, però non l'abbiamo fatto perché il signor Pasquale mi ha detto se lo fa fare dal dottore che non fa niente dalla mattina alla sera. Perché ormai nella sanità pubblica quelli che comandano sono solo gli uscieri, decidono loro, comandano loro. Vabbè, io lo faccio fare io allora. Una cosa, dottore, ma lei si chiama Canino? Canino, sì. Che c'è da ridere? Che c'è da ridere? Uno che fa il dentista e si chiama Canino, non ci parla strano. Scusi, lei come si chiama? Angelo di Dio. Angelo di Dio, allora che cosa è lei? Un prete? Che cosa? Un sacerdote? No. E che cosa fa lei? Custode. Custode. Angelo di Dio che sei il mio custode. Per favore. E allora, dunque, lei al momento è affetto da qualcosa? Sì, ringraziando il buon Dio, sì, dottore. Ah, ed è pure contento? Ah, certo, io sono affetto dell'affetto di mia moglie, io sono affetto dell'affetto dei miei figli, io sono affetto dell'affetto di mia suocera. No, è affetto nel senso lei soffre di qualcosa. Allora mi dica soffre, se mi dice affetto uno pensa. Se lei soffre di qualcosa. Ringraziando Dio. Oh, allora, ha problemi stomatologici? No, non ho problemi allo stomaco, ho problemi in bocca perché sono stato al suo collega che mi ha messo una tropesi che a me non mi convince. Una? Le ha montato una? La tropesi, quelle che si dente fagoso, che si incassa polacco. Una protesi! La Il suo collega l'ha chiamata. Comunque lei ha problemi stomatologici? No, sono venuto per il dente. L'ho capito! Allora perché mi dice lo stomaco? Stomatologici, lei c'ha infezioni in bocca? No. Allora no, non ha problemi. Ora le faccio delle domande per scoprire se lei ha dei sintomi. Vabbè. Per favore risponda sì o no. Sì o no. D'accordo? Allora, ha avuto febbre? Sì no. Ha avuto febbre? Sì no. Ha avuto febbre? Sì no. Risponda, ha avuto febbre? Sì no. Dottore, se non mi lascia lo spazio fra sì e no, io come mi Ma se lei non mi risponde? Ma lei dice sì no, no, non ho avuto febbre. No, non ho avuto. Però da ragazzino ce l'avevo sempre, perché mia mamma diceva che ero un tipo ragionevole. Dice, sei ragionevole, non sudare. Casomai lei era cagionevole. Guarda, mia madre parlava in dialetto. Comunque lei non ha avuto febbre, no? Ha avuto tosse? Sì no. 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 Risponda sì. Ha avuto tosse? Sì no. Dottore, mi fa entrare fra sì no, dottore. Ma lei non risponde. Ma se lei me deve attaccare. Ha avuto tosse? Sì no. Dottore, mi ha sentito tossere lei? No. E allora non c'è. No, vabbè, no. Lei ha apnee notturne? Sì no. Non lo so, io dormo di notte, non mi prego. Quindi non lo sa se ha apnee notturne. Vabbè. Lei soffre di congiuntivite? Prima di più, ora di meno perché mi ho insegnato come si parla, per cui so che non si dice se avrei, se potrei, ma so che con il congiuntivite si dice se potressi, se avresti, deve finire con la sì. Congiuntivite, se lei soffre di malattia agli occhi? Non lo sapessi. Lei ha avuto episodi di diarrea? Che ride? Capito, dottore? Ma perché ha diarrea ora che è diventata una serie televisiva tipo Netflix, se non l'ho capito. Ma che c'è già la serie televisiva? Ma come episodio? Io invito i miei amici e dico ragazzi venite in bagno con me, primo episodio di diarrea. Ma non si dice scariche. Lei ha avuto scariche di diarrea? No. Deve dire no, basta. Ha avuto contatti con persone in quarantena? Magari Dio. Dottore. Quindi si augura pure di avere... Ma certo, ma lei lo sa che vuol dire avere a che fare con una quarantena? Le donne a quarantena sa come ancora cattiffetto punto in mare, ha capito? No, non quarantenne. Lei ha avuto rapporti con persone in quarantena, cioè infette da virus? Ma non mi risponda, no, mi risponda. Scusi, dottore, io sono venuto dal dentista, che lei è dentista, io ho problemi alla tropesi. Ma io avrei dovuto avere tutte queste malattie? Certo. Lei pensa che se io avessi dovuto avere tutte queste malattie, io venivo dal dentista? E dove veniva? Ma io me ne andavo al laboratorio direttamente, ma mi scusi, dottore Canino. Questa è l'ultima. Un amico dice all'altro:
Qual è stato il giorno più bello della tua vita? Il giorno del mio matrimonio. E quello più brutto? Tutti gli altri. Ah, sai l'ultima. Eccomi qua, signori miei. Sono qua. Pensavate che io stasera non entrassi nelle vostre case? Invece no! Ci entro, ma non di prepotenza, perché sei tu che scegli di vedere questo canale. Vieni qua, vieni! Qua! C'è lui stasera! Prendi l'arte e mettila da parte. Eccoci di nuovo qua. Stasera un'estemporanea pazzesca, signori miei. Lo sapete perché? Perché stasera lui farà un esperimento. Diglielo l'esperimento, glielo dico io. Lui stasera farà l'estemporanea ad occhi chiusi. Ad occhi chiusi. Allora andiamo signori miei al primo quadro. Allora capite che il primo quadro significa che se vendiamo, le sento le telefonate che arrivano in fiducia. Voi nemmeno l'avete visto il primo quadro e avete fatto non l'avete visto, ma sono io che adesso ve lo farò vedere. Avvicinati su te. Guarda il quadro, non guardare, guarda me, non guardare il quadro, il quadro, me. Licenzialo, lo capisci? Tu sei la statua, non puoi muoverti, lo capisci che io lavoro per il tuo stipendio? Lo capisci sì o no? Lavoro per il tuo stipendio perché tu prendi lo stipendio e lo spendi nell'opera d'arte. Quindi, allora, andiamo signori miei, qua. Vedete signori miei, gatto pelato. Cioè vedete gli occhi verdi, l'orto negli occhi del gatto. L'otto gatto, signori miei! Dove lo trovi l'otto gatto? Non te lo regalo, vieni! L'otto gatto non te lo regalo. È una confidenza fra me e te. Questo te lo regalo. Sai per quanto? Per una manciata di pasta. E sai quant'è la manciata di pasta? 280.000 euro. Regalato! Che cos'è? Ti fai un mutuo? Tu che prendi 1.300 euro al mese, un mutuo, 100 euro al mese, sei morto, rinasci e lo hai pagato. Vieni qua. E nel frattempo lo vedi lui che sta dipingendo bendato. No, signori miei, non è il colore che se ne va così, noi usiamo colori ad effetto, noi usiamo colori che girano. Venduto, l'abbiamo venduto, questo è venduto, passalo là, dove sei? Venduto, lo capisci che è venduto? Quindi venduto, oggi pizzette. L'abbiamo venduto! Mangiamo, lo capisci che mangiamo? Allora va bene, usiamo i colori ad effetto, no? Lui li butta, fanno finta e poi i colori girano. Passiamo al secondo quadro, signori miei. Vedete che l'arte, no? Come trasuda di arte. Passiamo al secondo, eccolo qua il secondo. Dove sei? Dov'è la telecamera? Eccola qua. Eccola la telecamera, sono qui. Il titolo ha dello scioccante, signori miei. Il quadro si intitola B-Test. B-Test, signori miei! Capite la vita? Cos'è maschio o femmina? Quindi questo è un quadro. Vieni qua, te lo dico a te, una confidenza. Tua moglie è incinta. Dimmelo se è incinta tua moglie. Non me ne frega se è incinta di te o di un altro. È incinta, è in attesa. Allora tu nell'attesa devi fare il B-Test, capito? E quindi l'opera d'arte. Nell'attesa che tu non sai cos'è, se è maschio o femmina, ti compri questo e non te lo regalo. No! Qui non si fanno regali. 38.000 euro. Poco meno che se lo dividi in due non lo puoi dividere in due. Wow. Pro capite, quanto viene pro capite a testa? Quanto viene? 38 diviso 2, quanto viene? Fallo con la calcolatrice. 38 diviso 2. 16. Ha parlato lui, 16. No, fa 32. Lascialo perdere a lui, ti faccio lo sconto. Te lo passo 32.000 euro, 16 euro a testa. Le sento le telefonate. 16.000 euro a testa. Cosa sono 16.000 euro per una testa? Guardate signori miei, i colori. Poi è un uomo, le sento le telefonate. Venduto! L'abbiamo venduto. E vedete l'arte che si muove. Signori miei, andiamo adesso all'opera d'arte.
Oggi mi sto stancando parecchio, signori miei, perché nel frattempo lui dipinge. Chi parla? Sì. Sì. L'abbiamo venduto anche quello, signori. L'arte, capisci? Allora, questa opera si chiama... Questa opera si intitola Chiamami. Allora, mi devi chiamare, tu chiamami, ma non so se ti rispondo, capisci? È un collegamento, e questa te la do soltanto se tu... Le sento le telefonate! Pronto? Sì! Lo compriamo, ci portiamo come ti chiami? Com'era la... Portiamo il chiamami a casa e il chiamami finalmente. Forse lo venderemo, ma non ti porti dietro tutta la statua, ti porti solo il telefono. E sai per quanto te lo sei aggiudicato tu? 18.000 euro. Questo telefono bianco è tuo, te lo mandiamo a casa, così ti ricorderai di noi. Ma andiamo all'estemporanea, abbiamo finito? Dammi l'estemporanea che hai fatto, dammela. Signori miei, come avete visto, ha dipinto bendato. Sono qua, dipinto bendato, e adesso la faccio vedere quest'opera d'arte. Signori miei, cosa vi aspettavate? Lui non ha toccato la tela, non c'è colore, è il suo pensiero, la tela bianca, la dovete interpretare voi. Oggi ci mettete un sorriso, domani un pianto. Questa, e prendi l'arte e mettila da parte. E là chiodo fisso. L'hai visto chiodo fisso? Quindi vieni qua, chiudiamo così oggi. Prendi l'arte, mettila da parte. Quando ci hai conosciuto ci chiamerai più. Ciao. Basta. Sì, però tu Basta e basta, guarda, l'amicizia va bene, ma il lavoro è il lavoro, io di queste porcherie non te ne faccio più. Poi è Va bene? suscettibile Sta pure adesso ci visti tu. No, con voi non si può. Ah, mamma mia. Quanto mi sedia. Poi sento discussioni. Anni fa c'era la discussione: i gay non si devono sposare, non si devono. Ma chi te ne fotte? Ma che sei invitato? Chi c'ha a fare un regalo? Che ti interessa? Poi l'altra volta quel cretino che dà i pugni ai gay perché si baciano. Un messaggio personale. Ma chi te ne fotte? Ma come non ti si dia? Ora la Chiesa che dice che le coppie gay non vanno benedette. Ma come non ti si dia? Benedette, che io mi immagino Gesù dal paradiso che ci sta guardando e fa: ma come non vi si dia? Oh, Angelino, com'è, a posto? Oh, a posto, oggi. sognucco, a posto. Avevo correndo zucchero, Ah, vuole zucchero, dopo, io sogno a dieta. Che c'entra, Angelino? Che fai l'indiano con mia? Nel senso che canti perché sei allegro. Ah, certo, che non lo sai tu, dopo, a me mi piace cantare. Sei sulla tia, tutta l'Italia canta. La nostra è una nazione edificata sulla canzone, caro Angelino. Vero. C'è chi canta in macchina, c'è chi canta sotto a doccia, c'è chi canta a Piazza Lanza, c'è chi ha cantato in dei bacconi, ognuno canta dove può sostanzialmente, perché vedi, la nostra nazione una volta era una nazione di poeti, santi e navigatori, oggi siamo una nazione di veline, di tronisti e di cantanti, figlioli, cioè, anche se ci sono delle canzoni che io proprio ne posso dire, mi fanno rollare la testa, tipo, mi dispiace, devo andare, il mio posto è là, il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà, perché sto cosa più tu sai, perché era sino in dalamante, suo mogliere ci assodava magari del musifone, poi si raccoglie e ci dici, e non dici una parola, sei più piccola che mai, nel silenzio morderai le lenzuola. Anzi, ti stai che nurita, stava a rompere a me. Ti nesti in dalamante, ci faceste con ci studiassi dei musifoni, ma che poi che si faceva trovare un mezzo letto con una dotta che ballava tuca, che poi di quei pu, come facevano a dare consigli sull'amore, sul sesso, con tutte e quattro, a qualcuno 400 anni, per non parlare di quell'altro, Vasco Rossi. Spiri piano per non far rumore.
macchina, dove stava sta mischina? Un condominio di nazisti, che se si muoveva fucilavano, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, e chi era un vampiro, stava andando a rotta, per non parlare di quella con la cocciante. Participio presente del verbo cocciare. Ora Cocciante è nato in Vietnam, giusto? Ed è l'unico scampato alla strage di Rambo 2, la vendetta. E ora vi dico come che perché. Perché Rambo sparava ad altezza d'uomo, Cocciante è nano, non poteva scappare mai. Cocciante fu l'unico da Vietnam che c'erano missili e bombardamenti, tu tranquillo se ne vai alla pescheria, io tu no, non lo vedeva nessuno. E poi canta se stiamo insieme ci sarà un perché. Ti ricordi perché Cocciante, perché è uovo, non ti ha visto mai. Che è stare no? Sai che c'è no? Ma stai punzando. Che fu? Meno male che a me mi piace Gianni Morandi. Gianni Morandi, che ce n'è nato su banane, lambone, chi c'era con te? Cucciera. Ma che ci poteva essere? Angelino, con fruttaiolo. Alexa, ci vediamo più tardi. Io sto andando insieme, televisione. E come ci vai? Come ci va? Con la macchina, come ci devo andare? Non puoi uscire con la macchina. Perché? Che macchina hai? Una fiesta. Infatti, con il nuovo DPCM non si possono fare feste e assembramenti. Ma con l'assembramento, la mia macchina è una fiesta. Complimenti, fai le feste in macchina. Sono 400 euro di Ma multa. quale festa in macchina? Amici d'insieme, non posso venire. Il tempo che mi compro una macchina nuova e sono lì da voi. Magari stavolta mi compro una 1, così in macchina sogno solo, è una 1 senza assembramenti, assembramenti a fare solo che